Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire eventi e novità, i primi eventi in Friuli Venezia Giulia di questo mese di settembre. Partiamo subito da uno degli appuntamenti più attesi, che sono i 30 anni di Friuli Doc. Presentato il programma completo dell'evento più grande dal punto di vista enogastronomico del Friuli. Sono triplicati rispetto allo scorso anno gli eventi che, tra degustazioni, laboratori, convegni, attività sportive, spettacoli e concerti, arrivano a più di 300 in totale. Saranno più di 100 gli stand, 60 i concerti, di cui 4 grandi spettacoli dal vivo e 200 artisti coinvolti. Andiamo a parlare subito insieme all'assessore del Comune di Udine Alessandro Venanzi, assieme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordini, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo, il direttore generale di Civibank Luca Cristoforetti, ancora Vanessa Orlando per Coldiretti e Eros Cisilino per l'Arlef in questo servizio. 30 anni di Friuli Doc, 30 anni di una manifestazione che è nata un po' per gioco, un po' per divertimento in questa città che è diventato un riferimento regionale di gastronomia, di cultura, di identità e appunto di veicolo, di opportunità che questo territorio è in grado di offrire. Un territorio che si riunisce per mandare un grandissimo messaggio all'esterno. Se lavoriamo tutti assieme riusciamo a essere ancora più forti e ancora più competitivi. È una festa dove la socialità la farà da padrone, i nostri prodotti, le nostre eccellenze saranno sui piatti, l'occasione per visitare Udine e tutto l'intero territorio. Quindi un grande invito a tutta la regione e al vicino Austria e Slovenia a venirti a trovare. L'invito è quello di avere più gente possibile che evidentemente condivida con noi lo straordinario territorio che è il Friuli e Friuli Venezia Giulia. Non è solo un evento, ma è anche un momento di valorizzazione delle nostre economie in tutte le sue sfaccettature, unita a quelle che sono delle iniziative sotto il profilo culturale, sotto il profilo sociale. È molto bello anche non solo chiuse all'interno del territorio cittadino, ma aperto al contesto del Friuli Venezia Giulia. A tutte le persone che poi in quel prossimo weekend saranno qui a riempire le strade di Udine, cioè i friulani, ma non solo, tutti coloro che verranno in questo modo a conoscere meglio il Friuli, ad assaporare il Friuli e a promuovere il Friuli, perché poi l'obiettivo è di stare insieme, di divertirsi, di passare giornate bellissime con le nostre famiglie e con i nostri amici. Friuli Doc è molto di più di una semplice manifestazione, è un'occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, per rafforzare il legame tra produttori e consumatori e per attrarre migliaia di persone nella magnifica cornice della città di Udine. Per l'Arlef, che è quello di portare la lingua friulana all'interno di questa ampissima manifestazione che vede la partecipazione anche di persone che arrivano dall'estero. Quest'anno nella splendida cornice della Corte Morpurgo con un sacco di appuntamenti, degustazioni guidate di ogni genere, appuntamenti con il benessere a chilometro zero. Sarà veramente un'edizione ricchissima quella di Friuli Doc in questa 30ª edizione, e potete andare a scoprire di più anche direttamente sul sito dedicato, e naturalmente troverete tutte le informazioni anche sul nostro sito radio.0.it, perché stiamo preparando grandi sorprese per voi e ci troverete proprio nel centro di Udine con una brochure con le ricette degli ascoltatori e veramente tante novità per incontrarci anche appunto in questi 30 anni di Friuli Doc. Ma noi passiamo invece a parlare di musica, perché ritorna al festival Il Faro della Musica della Società dei Concerti di Trieste, 29 appuntamenti con artisti di fama internazionale per raccontare e vivere Trieste, i suoi luoghi magnifici attraverso la musica, e novità di quest'anno anche attraverso la danza con un percorso dedicato. Ne andiamo a parlare con il direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste, Marco Seco. Si inaugura domani il Festival Il Faro della Musica al Teatro Verdi di Trieste, promosso dalla Società dei Concerti in collaborazione col Comune di Trieste. Ieri c'è stata l'anteprima, ovviamente, presso il Faro Music Center, con un bellissimo concerto, con un programma adatto a sentire la musica dal vivo, ma proprio domani entreremo nel vivo del Festival della Musica. Grazie, buongiorno a tutti. Domani inizia questo festival, che sarà un festival veramente pienissimo, perché abbiamo 29 appuntamenti in circa 11 giorni, abbiamo più di 300 artisti che parteciperanno e abbiamo 20 luoghi diversi dove suoneremo, quindi davvero sarà un festival per tutti, credo. 4 concerti, domani inaugurazione con Melnikov, con la Philharmonica di Milano, e poi abbiamo Albrecht Meyer con Andy Ottenshammer di nuovo con la Philharmonica di Milano, e settimana prossima avremo Giovanni Sollima, però con l'orchestra del Teatro Verdi, con l'orchestra della città, e in chiusura niente meno che Luganski, sempre con l'orchestra del Teatro Verdi. E questo, diciamo, è un po' il main. Dopodiché abbiamo creato 2 percorsi.
E uno è danze contro danze. Quest'anno abbiamo voluto inserire la danza all'interno del festival, ci sembrava indispensabile che la danza fosse il primo elemento che inserivamo in questo festival, che ha un clou al Teatro Rossetti, martedì 10. Il suo clou sta in uno spettacolo che abbiamo chiesto di realizzare a Andriano Volognino, che è un ottimo coreografo, per cui faremo uno spettacolo dedicato a Chopin con la danza, quindi ci sarà un corpo di ballo che danzerà intorno a un pianoforte, che suonerà Gabriele Strata, che è un pianista che sta avendo grandissimo successo. Questo è sempre, nel senso, uno si può iscrivere, sono 2 i concerti delle abitazioni, e per una questione di privacy uno si può iscrivere e poi arriva una mail la mattina dicendo deve presentarsi, comunque è in centro a Trieste, per carità. Sarà un festival bellissimo, sarà un festival interessante che si aprirà quindi domani al Teatro Verdi di Trieste. La Società dei Concerti vi aspetta quindi anche per questo grande appuntamento. Potete scoprire di più sul sito dedicato societadeiconcerti.it, e naturalmente ci sono anche le pagine social. Noi chiudiamo ancora con un ultimo appuntamento, Gin Gin. Ci saranno 18 produttori di gin artigianali in un unico luogo per una degustazione esclusiva. Sabato 7 settembre il Castello di San Giusto ospiterà questo evento dedicato alla presentazione dei gin prodotti in modo artigianale da piccoli produttori regionali e provenienti dai territori circostanti. Ne parliamo con l'assessore alla cultura e turismo di Trieste Giorgio Rossi e a Diego Kolaric, presidente di Foreven TS. Andiamo a scoprire di più. In quella che è la valorizzazione del Castello di San Giusto abbiamo pensato anche di inserire una serie di eventi di enogastronomia, di degustazione, che sono iniziati 2 mesi fa con Amber Wine, che invece sabato, non questo ma il prossimo, avranno come, diciamo così, presentazione 18 produttori di gin. È un evento dedicato ai gin prodotti in maniera artigianale da realtà regionali, locali e diciamo di un'area un po' più vasta. Il Castello di San Giusto è la cornice, la location più, a nostro avviso, più fantastica che abbiamo a Trieste per questo tipo di eventi, perché oltre alla degustazione, oltre all'aspetto degustativo, ti dà la possibilità di godere di questa fantastica vista su tutta la città. Degustazioni quindi per tutta la giornata in questo 7 settembre al Castello di San Giusto. Anche qui ci sono le pagine social dedicate a questo appuntamento, non perdetelo e potete andare sul sito forevents.it. E per il nostro appuntamento con Info FVG è tutto, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi appuntamenti ed eventi in Friuli Venezia Giulia.